e solo accettando la pena lui si scazzerà. Ma poi con chi? Con una prostituta, con l'amore di una prostituta che verrà in Siberia a scontare la pena di lei, cioè con uno di quei soggetti che lui metteva al più basso grado della scala sociale, che quindi non erano degni neanche di una considerazione come esseri umani. Però nelle pieghe di questo grandissimo romanzo ci sono degli aspetti che vanno ulteriormente coltivati proprio sotto il profilo della predeggenza. Raskolnikov era uno che viveva mantenuto dalla madre e questo lo rendeva fortemente frustrato. C'è stato poi nel secolo successivo un soggetto che verso i 30 anni viveva come un barbone, dormiva nei dormitori comunali o in ostelli di infim'ordine e andava avanti con la pensione della madre. Un soggetto che si aggirava per le strade di Vienna e che si chiamava Adolf Hitler, il quale però è riuscito, guarda caso, a contagiare tutto il popolo tedesco con la sua ideologia del superuomo, che poi è diventata l'ideologia della superiorità della razza. Quindi, come vedete, il grande scrittore, qui sta parlando di Dostoevskij, riesce a individuare i germi nella psiche dell'individuo che poi possono investire quello che diventa l'inconscio collettivo. Chiaro, non tutti possono essere Dostoevskij, però devo dire, se uno vuole scrivere un giallo deve preoccuparsi della psiche dei protagonisti, non può limitarsi a dire è successo questo, vediamo che è stato, punto e basta. Sì, il passo vero della narrazione e del salto di qualità si vede in questi tipi di analisi. Quanti romanzi abbiamo letto di adolescenti che escono dall'adolescenza, romanzi di formazione, centinaia, ma non sono tutti riusciti nello stesso modo, va da sé. E i più riusciti sono quelli che analizzano davvero che cosa si può subire, sentire, attraversare in quel periodo. Non sono necessariamente i romanzi che poi vanno a finire allo strega, anche romanzi minori o popolari possono darci delle grandi visioni di realtà e di analisi della realtà. Io ricordo il romanzo di esordio di una nostra concittadina quasi di Sant'Arcangelo, che è Lorenza Ghinelli, il romanzo che si intitola La colpa, e dove parla appunto dei rapporti